Siamo con Stefano Mazzucato, che è l'amministratore delegato della clinica Madonna della Salute di Portoviro, che oggi ha presentato una iniziativa a cui la clinica tiene molto, lui tiene come amministratore, legata agli Amici del Cuore. Sì, buongiorno a tutti. Oggi presentiamo l'iniziativa di Amici del Cuore, un'iniziativa che da diversi anni la Casa di Cura ha sposato insieme all'Associazione Amici del Cuore, che è un'attività di promozione sul territorio e di prevenzione, dove i nostri medici, con i nostri professionisti, insieme agli Amici del Cuore, vanno nelle scuole a spiegare cosa fare per la prevenzione. La riteniamo un'operazione molto importante per il territorio e questo dà il radicamento sul territorio della Casa di Cura che ormai da oltre 60 anni è in questi luoghi. Un'iniziativa importante che si protrarrà nei prossimi mesi, immagino. Sì, è un'iniziativa che viene presentata oggi e che dopo nel corso dei prossimi mesi, pandemia naturalmente permettendo, verranno i nostri collaboratori andranno sulle scuole a spiegare, a fare lezioni sia da parte dei professionisti medici e infermieri cosa fare per la prevenzione del cuore. E come ripetevo, se la pandemia lo permette, dopo ci sarà un incontro di tutte le resche del comprensorio. Prima si faceva ora a Sala Era oppure in Palazzetto dello Sport, e dove verranno presentati i risultati finali dei lavori fatti. Siamo certi che anche quest'anno si tornerà a fare una festa finale, così almeno diamo una punta di ottimismo passato questo momento difficile che stiamo ancora vivendo, e viverlo nella sanità è ancora più complicato che viverlo fuori. Questo sicuramente l'ottimismo c'è, pensiamo che con ottimismo che la festa del finale che viene fatta normalmente prima della chiusura delle scuole a maggio venga fatta, e questo sicuramente ci fa pensare a tornare a una nuova normalità dopo praticamente 2 anni di sacrifici con cui si lavora sempre al di là delle problematiche legate al Covid, ma sicuramente con uno stato di apprensione e di tensione molto forte.